Scontro in Veneto tra Lega e Movimento 5 Stelle sull'annosa questione dei vitalizi agli ex consiglieri regionali. Il carroccio ai pentastellati li abbiamo già tagliati. Il cadavere del 26enne scomparso a Venezia è emerso dalle acque del canale di Cannareggio. A notarlo un trasportatore che stava attraccando nei pressi dell'imbarcadero, carabinieri sul posto. L'accoltellamento in via Carducci, la vittima riconosce il suo aggressore per strada e non esita ad avvisare la polizia che poco dopo è giunta sul posto per identificarlo, è un 21enne romeno. La polizia locale ha eseguito un nuovo sgombero a Marghera, in banchina dell'Azoto, in un edificio dell'autorità portuale, sarà abbattuto entro 4 mesi. Un malore improvviso non ha lasciato scampo a un bambino di 12 anni residente a Portogruaro, il piccolo si è spento nell'ospedale di Padova. Nuovo appello dal Veneto al Parlamento perché approvi quanto prima una riforma dell'ordinamento sulla legittima difesa. È vitale che la proposta della Lega diventi realtà, invoca l'assessore regionale Marcato. Venezia troppo inaccessibile, con questa motivazione alcuni venditori su internet si rifiutano di spedire i loro prodotti in laguna. Buonasera a tutti voi da Venezia. Questi i titoli principali dell'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Scontro in Veneto tra Lega e Movimento 5 Stelle sull'annosa questione dei vitalizi agli ex consiglieri regionali. Il carroccio ai pentastellati li abbiamo già tagliati. In un emendamento alla manovra di bilancio della Regione Veneto, il Movimento 5 Stelle propone il ricalcolo di tutti i vitalizi degli ex consiglieri secondo il sistema contributivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che andremo a vedere gli ex consiglieri regionali quanto hanno versato, se non hanno versato abbastanza per prendere il vitalizio che stanno prendendo, gli verrà decurtato della parte eccedente. Questo avviene esattamente per tutti i lavoratori, equipara anche gli ex consiglieri regionali a dei lavoratori dipendenti, non si fa niente di irrazionale, non mandiamo nessuno per la strada. La proposta è ispirata ai provvedimenti approvati dalla maggioranza giallo-verde nei due rami del Parlamento. Leggi che a Roma sono state votate anche dalla Lega, ricordano i 5 Stelle. Vedremo se avranno il coraggio di fare lo stesso anche in Veneto. L'abbiamo già fatto alla Camera, l'abbiamo già fatto al Senato e adesso la stessa legge fatta apposta per la Regione Veneto l'abbiamo portata qui a Venezia, in Veneto, nella nostra bellissima regione, per estirpare alla base questo privilegio, dove vediamo purtroppo queste persone che stanno attaccate come cozzo allo scoglio dei privilegi, non se ne vogliono proprio staccare, ma non c'è nessun problema, abbiamo le leggi giuste, abbiamo gli strumenti giusti finalmente per riportare giustizia ed equità nella nostra regione. Così come scritta, replica il Presidente del Consiglio regionale, il leghista Roberto Ciambetti, la proposta verrebbe fatta a pezzi dal primo ricorso in tribunale. Approvare leggi come questa serve solo a fare propaganda politica. Mi sembra che il provvedimento presentato, che tra l'altro viene copiato pari pari quello che ha fatto Fico alla Camera, sia scritto abbastanza male. Ci sono secondo me dei passaggi che sono facilmente aggredibili in un tribunale, quindi io non sono per fare delle leggi che poi vengono smontate o cadono al primo stormire di fronte. Questa maggioranza, ricorda Ciambetti, ha già approvato un taglio ai vitalizi degli ex consiglieri, ma nella forma giuridicamente inattaccabile del contributo di solidarietà. Questa formulazione, al contrario di quella dei 5 Stelle, reggerà i ricorsi già presentati. Per questo non siamo preoccupati dalla recente sentenza della Cassazione in merito alla vicenda degli ex consiglieri friulani. C'è una sentenza già arrivata al primo, mi pare anche al secondo grado di giudizio in Piemonte su un provvedimento uguale che dà ragione al Consiglio regionale. Quindi io penso che il contributo di solidarietà, perché è previsto in maniera proporzionale e anche adeguata rispetto al volume, ai percettori dell'indennità differita, e limitato nel tempo, sia una cosa che assolutamente può essere difesa e che mi auguro darà ragione a quanto fatto dal Consiglio regionale. La cronaca ora, drammatica scoperta a Venezia questa mattina, il corpo di Cristian Spino, ricorderete il 26enne di nazionalità rumena del quale non si aveva notizia da 15 giorni, è emerso dalle acque del canale di Cannareggio. A notarlo è stato un trasportatore che stava attraccando nei pressi dell'imbarcadero delle Guglie di fronte all'istituto Algarotti poco dopo le 10. L'uomo ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti con pattuglie del nucleo operativo e del radiomobile e della stazione di Venezia supportati dai vigili del fuoco. In zona è arrivato anche
il medico legale. Da un primo esame esterno della salma non risulterebbero segni evidenti di violenza. La procura probabilmente disporrà un'autopsia per chiarire le cause del decesso del 26enne. E la polizia ha ritrovato l'uomo che martedì ha tentato di accoltellare un giovane nordafricano in via Carducci a Mestre. Sentiamo. Ha riconosciuto il suo aggressore e non ha esitato ad avvisare la polizia. Così, martedì pomeriggio, le volanti sono intervenute in via Carducci a Mestre, dove lunedì un giovane ghanese scambiato per uno spacciatore da 2 uomini di carnagione chiara è stato inseguito, aggredito e colpito con un coltello da cucina seghettato di circa 40-50 centimetri. La vittima, per difendersi, si era ferita alle mani con tagli profondi guaribili in 12 giorni. Il caso però ha voluto che ieri pomeriggio il ghanese, transitando sempre per via Carducci, è stato avvicinato nuovamente da uno dei 2 aggressori, che però non l'ha riconosciuto e anzi ha tentato anche di vendergli un giubbotto. Tenendo le mani in tasca per non essere riconosciuto, il ghanese si è dunque allontanato, senza però perdere di vista l'aggressore, e ha chiamato la polizia, giunta poco dopo sul posto. Gli agenti hanno identificato l'aggressore in un 21enne nato in Romania e residente a Mestre. È stato denunciato per lesioni aggravate e furto aggravato in concorso. C'è da darvi conto di un nuovo sgombero a Marghera. Si tratta dell'ex malteria che entro pochi mesi sarà abbattuta. Il programma Oculus ha messo a segno un altro colpo. La polizia locale ha eseguito un nuovo intervento a Marghera, in banchina dell'Azoto, con lo sgombero di un edificio di proprietà dell'autorità portuale. Abbiamo finalmente dato esecuzione all'ultima fase degli sgomberi sull'ex malteria, nel senso che la malteria è da anni che è inserita all'interno del programma Oculus per via di queste invasioni di edificio da parte di soggetti problematici per la sicurezza urbana. Perché parliamo di sgombero finale? Perché la società che è incaricata di abbattere la malteria ieri ha preso possesso giuridico dello stabile e quindi ieri abbiamo provveduto a sgomberare i soggetti che erano rimasti all'interno. Erano 7 cittadini romeni. Va detto che nei giorni precedenti avevamo avvisato che sarebbero iniziati i lavori, per cui insomma i soggetti si sono allontanati spontaneamente. Tra loro anche una donna. All'interno dell'area, oltre a decine di biciclette ridotte a rottami e tonnellate di spazzatura, è stato rinvenuto e sequestrato anche un ariete artigianale utilizzato per scardinare le serrature delle abitazioni. Viene risolto un problema che è in piedi da anni. Quindi l'abbattimento di questi edifici abbandonati e il loro riutilizzo è la maniera migliore per risolvere in via definitiva le questioni di sicurezza urbana. Il programma Oculus agevola tutte queste fasi, sia che i proprietari siano enti pubblici, sia che i proprietari siano dei soggetti privati. Un segnale forte alla cittadinanza, ma soprattutto un segnale forte rispetto a soggetti problematici che devono capire che questo territorio non è un territorio favorevole alle loro scorribande. Voltiamo pagina. La cronaca nazionale riporta alla ribalta il tema della legittima difesa e la Lega chiede al Parlamento di accelerare il percorso della nuova legge. Nuovo appello dal Veneto al Parlamento perché approvi quanto prima una riforma dell'ordinamento sulla legittima difesa. È vitale che la proposta della Lega diventi realtà, invoca l'assessore regionale Roberto Marcato dopo l'ultimo controverso episodio di cronaca avvenuto in provincia di Arezzo. Questo imprenditore, dopo aver subito 38 furti, cioè non uno, 38 furti, lui era costretto a vivere di notte, a dormire di notte nella sua azienda. Cioè questo schiavo del suo lavoro, per difendere il proprio lavoro. Per l'ennesima volta che entra in casa 2 rapinatori, lui prende cosa, ne ammazza uno. Ragazzi, ma cosa, cioè, e se questi stava a casa ne moriva, voglio dire, adesso lui è indagato per eccesso di legittima difesa. Non c'è mai eccesso di legittima difesa. Nel perimetro di casa mia io ho il dovere di difendere me stesso e la mia famiglia da attacchi sconsiderati di belve che entrano a casa mia con tutto quello che ho. Punto. E quella legge che noi andremo ad approvare a gennaio dice esattamente questo. La nostra proposta, sostiene Marcato, fa una cosa molto semplice e assolutamente necessaria. Distingue in maniera chiara la vittima dal carnefice.
Chi viene toccato di notte mentre dorme da un lazzarone che entra a casa sua per rubare, o peggio ancora per violentare, o peggio ancora per uccidere, quello è la vittima. Quello che viene a casa tua per rubare, per uccidere, per violentare, è il carnefice. Ecco, questa legge dice una volta per tutte chi è la vittima e chi è il carnefice. E la vittima si può e deve potersi difendere come meglio crede. Se poi qualcuno ci rimette una gamba, un orecchio, un occhio, la vita, cioè ragazzi, se te fai l'idraulico, se fai l'operaio, non hai questo rischio. Stai a casa tua e non fai il lazzarone. C'è polemica sui fondi regionali per il maltempo, in particolare ci si chiede chi pagherà il conto dei danni patiti dal Bellunese. Secondo il PD dovrebbe essere, almeno in parte, la Regione. Di tutt'altra opinione la maggioranza del Presidente Zaia, che intende ottenere dallo Stato e dall'Europa i fondi necessari. La Regione Veneto stanzia immediatamente 70 milioni per l'emergenza maltempo nel Bellunese. La richiesta arriva dai consiglieri del Partito Democratico durante la discussione sulla manovra di bilancio 2019. Abbiamo proposto con una serie di emendamenti una manovra emendativa per finanziare con almeno da subito 70 milioni di euro tutte quelle attività che sono state danneggiate, in particolare le viabilità, le strade, e tutti quei servizi che i comuni si sono visti interrompere e per i quali hanno dovuto già sborsare parecchie migliaia di euro per riparare appunto tutti questi guasti. L'unico modo per tirar fuori 70 milioni in questo momento, ribatte il vicegovernatore e assessore al bilancio Gianluca Forcolin, sarebbe mettere le mani nelle tasche dei veneti con un'addizionale IRPEF. Non abbiamo alcuna intenzione di farlo in un momento in cui il Presidente Zaia, in qualità di commissario, sta trattando con l'Europa e con Roma per ottenere i fondi necessari alla ricostruzione. Passerebbe ancora il messaggio che i veneti non solo hanno spazzato le strade, hanno liberato appunto le rocce e le difficoltà che ci sono e che tutti hanno visto, tutto il mondo ha visto in 15 giorni, ma di fatto ci mettono anche i soldi per mettere a posto il mal capitato e quindi il disastro che è capitato in questi nostri territori. L'Europa ci ha chiesto un dossier per il Fondo di solidarietà comunitario, ricorda Forcolin, mentre nella legge di stabilità nazionale vi sono impegni precisi a mettere nero su bianco contributi per il Veneto. Sarebbe assurdo quindi oggi mettere una manovra finanziaria ancora prima di capire quanto potrà l'Europa da una parte e il governo dall'altra darci una mano. Noi contiamo in un piano del commissario e soprattutto pensiamo che i veneti che oggi stanno chiedendo maggiori forme di autonomia non devono essere ulteriormente tassati. E a proposito di raccolta fondi per la montagna, c'è da segnalare questa iniziativa a Venezia. I cori di montagna per la prima volta si esibiranno al Teatro La Fenice l'8 di dicembre. Si tratta della prima volta, ma è stata voluta in segno di solidarietà per la montagna martoriata dal maltempo. Il concerto benefico intitolato Musica per le nostre montagne, finalizzato a raccogliere fondi che il sindaco di Venezia Brugnaro consegnerà nelle mani del presidente della regione Luca Zaia. Venezia, nella sua concezione serenissima di Stato de Mare, Stato de Terra, intende dimostrare tutta la propria vicinanza a quei territori abitati da tante comunità che con orgoglio si sono già rimboccate le maniche, ma che hanno bisogno del nostro concreto aiuto, spiega il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Per questo motivo già nei giorni dell'emergenza Venezia ha voluto dare un segno tangibile dello stretto legame che lega Venezia alla montagna, aprendo le porte di una delle eccellenze veneziane, cioè il Teatro La Fenice, che per la prima volta ospiterà cori che arrivano proprio da quelle montagne così profondamente colpite. La cronaca ora, tragedia a Portogruaro, un bambino di 12 anni ha perso la vita per una emorragia cerebrale. Vediamo. Un malore improvviso non ha lasciato scampo a Filippo, un bimbo di 12 anni residente a Portogruaro con mamma e papà, che si è spento ieri nell'ospedale di Padova. Durante la notte i genitori si erano accorti che qualcosa non andava. Filippo non rispondeva e si sono recati al pronto soccorso di Portogruaro, dove è stato sottoposto ad una TAC che ha rivelato una grave emorragia cerebrale. Filippo era già in coma. Immediato il trasferimento a Padova, ma nonostante la tempestività nel pomeriggio il cuore del 12enne ha smesso di battere. Nessuna avvisaglia per i genitori. Secondo i medici si è trattato di un'emorragia cerebrale fulminante. Sabato Filippo avrebbe compiuto 13 anni.
Mamma Cinzia e papà Nicola, conosciuti a Portogruaro, l'avevano iscritto alla scuola vescovile del Marconi, dove frequentava la terza media. Non è escluso che venga disposta l'autopsia per fare piena chiarezza sulle cause del decesso. Lo stabilirà l'autorità padovana, che deve rilasciare il nulla osta per i funerali del piccolo. E purtroppo da lunedì non si hanno più notizie di Henry Kazim, rugbista di 19 anni, italo-nigeriano, scomparso nel veneziano dopo una lite con i genitori. Il giovane, che studia scienze politiche all'Università di Padova e gioca nel Rugby Riviera, abita con la sua famiglia e i 2 fratelli a Mira, lungo l'asta del fiume Brenta. Intorno alle 2 di martedì, dopo una discussione, si è allontanato da casa e ha inviato ai familiari e alcuni amici dei messaggi preoccupanti. Subito dopo ha spento il cellulare, che da allora risulta irraggiungibile. Con sé non avrebbe portato alcun documento, né il portafogli che ha lasciato a casa nello zaino. Henry Kazim è alto 1,90 m, al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni color marrone e un giubbotto blu con lo stemma della società sportiva in cui gioca. I familiari hanno denunciato la scomparsa del ragazzo alle forze dell'ordine. Prevista da oramai 20 anni e mai realizzata, la riforma degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza viene invocata a gran voce dalla UIL, protagonista in mattinata di una manifestazione a Venezia. Presidio a Venezia dei militanti della UIL per chiedere alla Giunta regionale di accelerare sulla riforma delle IPAB. Questa riforma è importante, è necessaria, perché qui si sta andando verso una privatizzazione delle IPAB, mentre noi sosteniamo come organizzazione che c'è bisogno di un servizio che sia pubblico. Non è possibile far incidere un costo così eccessivo, parliamo di circa 2.500 euro al mese, sui redditi delle famiglie, per un servizio che invece vogliamo che si mantenga pubblico. Prevista da una legge nazionale del 2000, la riforma non è ancora stata portata a compimento dopo 12 progetti di legge presentati in Consiglio regionale negli ultimi 18 anni. La situazione nel frattempo è radicalmente mutata. È cambiato radicalmente il tipo di lavoro che un operatore fa all'interno di una struttura, perché mentre in precedenza si trattava di un servizio alberghiero, oggi è esclusivamente un servizio sanitario, di geriatria, perché i pazienti che entrano nelle case di riposo sono sempre più anziani e sempre più malati e con patologie sempre più gravi. Pensionati lavoratori chiedono di essere convocati dalla Giunta regionale per partecipare alla discussione sulla riforma. Ci fermiamo, una breve pausa per noi, restate con noi naturalmente, a tra poco. Rieccoci di nuovo in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. Partiamo da una Venezia troppo inaccessibile e lontana dalla civiltà. Sembra un paradosso, eppure capita così anche oggi. Una pazzesca motivazione con la quale alcuni venditori su internet si rifiutano di spedire i loro prodotti in laguna. Vediamo. Le comunico che ho annullato il suo ordine perché noi non spediamo nelle isole o lagune. Il surreale messaggio è arrivato a un giovane veneziano da un commerciante che vendeva i suoi prodotti tramite un noto servizio online. L'assurda vicenda è stata raccontata da Venezia.com, che ha reso noto l'episodio su Facebook. È abbastanza incredibile perché appunto è come hanno scritto: non consegniamo nelle isole, nelle lagune, come se Venezia fosse dentro a un bayou della Louisiana, in mezzo ai coccodrilli. Immediatamente si è scatenata una pioggia di commenti. Molti residenti nella città storica hanno rivelato di aver avuto esperienze simili, soprattutto con venditori italiani. A motivare la scelta il sovrapprezzo di circa 15 euro applicato da alcuni servizi di spedizione alle cosiddette aree remote. Peccato che Venezia non sia esattamente un'isoletta sperduta e distante dalla civiltà. Siamo collegati al mondo via auto, via treno, via aereo, via barca, a piedi, cioè non ci dovrebbero essere dei grossi problemi per fare una consegna qui a Venezia. Questo episodio, osserva Matteo Secchi, portavoce della storica associazione di residenti, potrebbe essere uno spunto per riflettere sulla percezione distorta della nostra città, spesso diffusa in altre zone del paese. Negli anni abbiamo sentito proprio dagli italiani delle domande più assurde.
la solita classica del milanese che vuole venire in piazza San Marco in macchina, ma quello è un caso limite. Però appunto spesso Venezia non è conosciuta come dovrebbe essere. Domani pomeriggio al Teatro La Fenice il progetto di solidarietà per Dario Meneghetti, 48enne veneziano, già tenore del coro La Fenice, da 8 anni affetto da SLA, la gravissima malattia degenerativa che lo costringe a leggere e a parlare con un puntatore elettronico. L'ex tenore si trova purtroppo costretto a combattere anche con una precaria situazione economica e per questo domani gli amici, i colleghi del coro dello storico teatro hanno deciso di effettuare una raccolta fondi con il concerto dal titolo Prestami una poesia, con le poesie scritte dallo stesso ex tenore, che si terrà per l'appunto nel pomeriggio di domani a partire dalle 16:45 nelle sale apolline del teatro. Obiettivo: dare al 48enne la possibilità di fare fronte alle necessità anche di salute che altrimenti non riuscirebbe a coprire. Molto conosciuto in città, ben voluto e amato, da domani sarà presente anche Dario al concerto di beneficenza in suo favore, in suo onore. L'ingresso è libero con le offerte che saranno per l'appunto devolute al progetto in questione. Cambiamo decisamente argomento per occuparci di una eccellenza del nostro territorio capace di conquistare in Norvegia ben 5 medaglie mondiali. Vediamo di che cosa si tratta. Sono stati ben 5 i riconoscimenti ottenuti dal caseificio San Rocco di Tezze sul Brenta nel Vicentino al World Cheese Awards, la più importante competizione al mondo dedicata ai formaggi. Competizione che quest'anno ha avuto luogo nella città di Bergen, in Norvegia. Al concorso partecipano oltre 3.000 formaggi provenienti da tutto il mondo, sottoposti al giudizio di 500 tra i palati più esigenti. Critici gastronomici, gourmet, cuochi, ristoratori, produttori ed una moltitudine di scrittori e giornalisti del cibo che in un assaggio alla cieca assegnano dei punteggi scegliendo i prodotti da premiare. In questa edizione 2018-2019 il caseificio San Rocco ha ottenuto un riconoscimento per ogni formaggio portato in gara. La medaglia più pregiata, il Super Gold, è arrivata per l'Asiago Fresco DOP e i 2 ori li hanno ottenuti anche il Collina Veneta 12 mesi e il Grana Padano Riserva. A completare il lungo elenco di successi l'argento del formaggio San Rocco e il bronzo del Collina Veneta 18 mesi. Prodotti perfetti dunque a giudizio degli esperti da gustare da soli o da inserire in qualche ricetta come nei prossimi menù per i pranzi di Natale. In sostanza il caseificio di Tezze si conferma un'eccellenza del nostro territorio in cui qualità e gusto sono garantite tutto l'anno. Uno sguardo ora alla nostra programmazione, perché stasera subito dopo il telegiornale di Treviso torna puntuale come tutte le sere 20:10. Questa sera gli ospiti in studio sono Stefano Fracasso, capogruppo del PD in Regione, e Simone Scarabella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Bene, vi lascio alle previsioni del tempo per concludere questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro di trascorrere una buona serata. A presto. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, bel tempo sul Triveneto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e decisamente anche soleggiato su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature in lieve calo con minime tra -2 e 1 grado. Valori massimi compresi invece tra 4 e 7 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli, Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti sarà ampiamente soleggiato. Il sole quindi la farà da padrone e il cielo sarà sereno quasi ovunque o al massimo poco nuvoloso. Temperature in diminuzione con minime tra -2 e 0. Valori massimi compresi invece tra 5 e 7 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige.
tempo in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche velatura nella prima parte della giornata sui settori meridionali, ampio soleggiamento invece sui restanti settori. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 10 e 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.